Guizzino di Leo Lionni. In un angolo lontano del mare viveva una famiglia di pesciolini rossi. Solo uno era nero, nero come una cozza, e nuotava più veloce degli altri. Si chiamava Guizzino. Un brutto giorno, un grosso tonno feroce e molto affamato apparve fra le onde e in un sol boccone ingoiò tutti i pesciolini rossi. Solo Guizzino riuscì a fuggire. Nuotò lontano, era spaventato e si sentì solo e molto triste. Ma il mare era pieno di sorprese e a poco, nuotando tra una meraviglia e l'altra, Guizzino tornò a essere felice. Vide una medusa piena dei colori dell'arcobaleno, una ragosta che si muoveva come una ruspa arrugginita, dei pesci misteriosi che sembravano tirati da dei fili invisibili e una foresta di alghe che crescevano da caramelle variopinte, una murena così lunga che a volte si dimenticava la coda e degli anemodi di mare che ondeggiavano come palme nel vento. Ed ecco che nell'ombra degli scogli e delle alghe, scoprì una famiglia di pesciolini rossi, proprio come quelli del suo branco. Andiamo a nuotare nel sole e a vedere il mondo, disse felice. Non si può, risposero i pesciolini. I grandi tonni ci mangerebbero. Ma non si può vivere così nella paura, disse Guizzino. Bisogna pur inventare qualcosa. Così Guizzino pensò e pensò a lungo e improvvisamente ho trovato! Nuoteremo tutti insieme come il più grande pesce del mare. E spiegò come dovevano nuotare, vicini l'uno all'altro, ognuno al suo posto. E quando ebbero imparato a nuotare insieme, Guizzino disse: E io sono l'occhio. E nuotarono nel grande freddo del mattino e nel sole di mezzogiorno e uniti riuscirono a cacciare i grandi pesci.